Il neopresidente del Veneto Alberto Stefani e quello dell'ANCI Mario Conte al Viminale per affrontare il tema della sicurezza a partire dalle grandi città. L'annuncio a Treviso da parte dello stesso governatore con l'obiettivo dichiarato di costruire tutti insieme un piano di sicurezza per il Veneto che parta da una forte collaborazione con i sindaci, definiti un baluardo straordinario. Sinergia accolta con soddisfazione da Conte. Abbiamo condiviso con il Presidente Stefani che uno dei primi appuntamenti con il nuovo anno che faremo per portare delle richieste al governo sarà proprio dal Ministro Piantedosi. Andremo unitamente Presidente di ANCI Veneto e quindi i sindaci del Veneto e il Presidente della Regione per chiedere aiuto, per discutere e affrontare con grande determinazione questo tema e restituire la serenità ai cittadini che oggi quotidianamente ci chiedono. Già in campagna elettorale Stefani aveva lanciato il progetto Veneto Sicuro, che è ora di iniziare a concretizzare partendo da quelle istituzioni che rappresentano nel territorio la prima linea. Una forte collaborazione tra regione e sindaci è il modello dal quale io voglio partire. Ho fatto un'esperienza di sindaco prima ovviamente di avere, anzi contemporaneamente all'esperienza parlamentare, e credo che il legame forte con le comunità locali e con chi ha poi la possibilità di esercitare l'ordine pubblico sia fondamentale per rilanciare il tema della sicurezza. Ma chi ha il potere di gestire mezzi e risorse è il governo, da qui la volontà di portare le istanze del Veneto direttamente al ministro Piantedosi. Sul tavolo furti, rapine, tanto nei capoluoghi quanto nei piccoli centri, la cronaca delle ultime settimane parla chiaro, ma anche il tema della violenza da parte di giovani e giovanissimi. Andremo a parlare di sicurezza a 360 gradi. Analizzeremo i dati che ci verranno esposti dal Ministero e ovviamente porteremo anche le preoccupazioni del territorio. L'obiettivo è quello di migliorare, alzare l'asticella della qualità della vita che passa anche attraverso le questioni della sicurezza. Sicurezza urbana, responsabilità condivisa, conclude il sindaco, che richiede coordinamento, ascolto e strumenti adeguati. Io continuo a ringraziare la comunità perché la sensibilità della comunità e il dialogo tra cittadini e istituzioni sta comunque portando dei risultati importanti. Dobbiamo insistere su questa strada chiedendo magari al governo maggiori risorse per i comuni che vogliono investire in sicurezza.